destination unknown, known, 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 known. Ciao a tutti Piadaroli, finalmente sono ritornato all'ovile, diciamo, risorgo dalle tenebre, no, sto scherzando. No, volevo innanzitutto chiedere scusa per questo periodo di inattività. Allora, sono successe una serie di cose non gravi, nel senso sono stato molto incasinato a lavorare, sono molto impegnato con anche altre cose che fanno parte della mia vita, tipo pallavolo, tipo fidanzata, tipo una serie di cose che comunque ti portano via del tempo. E il canale, essendo comunque una cosa secondaria, nel senso una passione, un hobby, è giusto che quando ci sono delle altre priorità vengano un po' accantonate. L'unica cosa di cui vi chiedo scusa è comunque che non vi ho avvisato, che sono sparito di punto in bianco senza dirvi nulla, in buona sostanza. Però da oggi vi riapro i battenti, che Piedina Game Channel riapre, e cercherò di caricare video più frequentemente possibile. Un altro aspetto che mi ha praticamente spinto a fare questa pausa di 3 settimane è anche il fatto che mi alzo la mattina e vado a lavorare come tutte le persone normali, torno a casa la sera che sono le 8, cioè ormai 7/6 mezza 7 7 mezza 8 a seconda. Per cui comunque io ho gran parte della giornata dedicata al lavoro, il restante o pallavolo o morosa, e quindi c'è poco tempo, c'è sempre 2 o 3 ore, che poi molti mi vedranno su Steam, che sto sempre fino a tardi la sera. Io praticamente solamente la sera riesco a stare un pochettino al computer e fare le cose che mi piacciono anche al computer. E si era ridotto un pochettino, mi ero ridotto solamente a fare video, praticamente non giocavo mai per gusto personale. Voi ora direte, come molti dicono, ma uno mentre fa video, uno mentre gioca può fare dei video, però il discorso è questo: se io gioco, ti cerco di farvelo capire, se io gioco tranquillamente senza pensare devo fare così perché perché il video deve venire in una certa maniera, devo fare così perché devo far capire questo, perché comunque non è che faccio video, come almeno penso di aver sempre fatto notare a voi, che faccio video non per far vedere quanto sono bravo, ma faccio sempre video in funzione, cioè i multiplayer miei sono sempre in funzione, cioè servono ad insegnare qualcosa a qualcuno che ha cominciato a giocare a quel gioco o che vuole cominciare a giocare a quel gioco, un pochettino come la penso io. Cioè io ho sempre dato un po' un tocco personale, non sono mai stato un pro in nessun gioco, però comunque me la sono sempre cavicchiata e cerco sempre di dare dei ragionamenti in funzione ad ogni scelta che faccio nei giochi. Questo spero di avervelo trasmesso. Per cui Piadaroli, voi capite che giocando così non è un gioco rilassante, cioè, alla fine di una giornata dura uno vuole anche un attimino mettersi davanti a magari un videogioco. Io ce l'ho per passione, quindi io mi rilasso giocando, e quindi ti vuoi mettere lì davanti in maniera rilassata, non con l'ansia di dover fare un video mentre giochi. E con questo non voglio dire che era un peso, ho voluto solamente dire che avendo passato molto tempo facendo video, solamente giocando per fare video, ho voluto prendermi anche una pausina per far giocare solamente in maniera rilassata, dedicarmi ad alcuni giochi. Adesso ne ho 2 o 3 giochi nuovi, mi sono messo lì un po' a studiarli, un po' a guardarli, anche in funzione di farti video futuri, e per cui avevo bisogno un pochettino di tempo per stare un po' tranquillo anche a livello di gioco. Adesso vi faccio un attimo una panoramica dei miei obiettivi futuri. Io vorrò adesso crearmi una rubrica un po' personale, nel senso, visto che io ho sempre avuto questa idea, come ho già detto prima, di dare il mio tocco personale a un canale, comunque adesso ne stanno venendo fuori molti di canali sui videogiochi, io voglio un pochettino caratterizzarlo questo canale, nel senso creare una sezione dedicata a me, al mio gusto personale, e questa sezione sarà per tutto quello che mi piace, nel senso recensioni di giochi dal mio punto di vista, che sto giocando, che ho giocato, che comunque mi piacciono, il motivo per cui mi piacciono, il motivo per cui lo consiglio, eccetera eccetera eccetera. Ma non solo nei videogiochi questo, anche magari per un manga, un fumetto, un film, anche semplicemente delle canzoni, tutto quello che comunque può piacere a me. È una cosa a parte che non c'entra niente con i giochi di strategia, meglio, a meno che non siano recensioni di giochi di strategia, e che spero voi le apprezziate. Questo per fare in modo di avvicinare un pochettino a quello che è me. Questo perché? Perché sto notando che YouTube sta diventando molto schematico, nel senso che
la gente vede uno fa successo con quei giochi e si mette anche a aprire un canale facendo quei giochi lì. Adesso uno anche degli argomenti che farò con questa nuova rubrica sarà appunto il primo video sarà quello che ne penso sul mondo di YouTube ad oggi. L'hanno già fatto in molti YouTubers e ci tengo anche a dire la mia su questo argomento qua, quindi sarà uno dei primi progetti, un primo vlog che farò. Con questo voglio dirvi anche che comunque non sarà una cosa che avrà frequenza tipo una volta a settimana, cioè andrà secondo la mia ispirazione, nel senso se io mi andrà ne farò 3 alla settimana, se no ne posso fare anche 1 al mese, cioè sarà una rubrica che andrà a sentimento mio, nel senso non avrà cadenza settimanale o che cosa. Mentre invece gli altri progetti cercherò adesso di dargli una cadenza, fare un pochettino un timing, chiamiamolo in maniera internazionale, di dare adesso farò anche un video che potrete utilizzare insieme alla mappa canale per capire un pochettino cosa uscirà, quando uscirà e cercherò di rispettarlo nel meglio che posso, quindi comunque avrà cadenza ogni 2 giorni, non sarà una cosa giornaliera perché non voglio ricadere nell'ansia di prima che vi ho spiegato poc'anzi. E quindi chiuderò lì così. Adesso completerò per quanto riguarda i progetti aperti, li porterò avanti. Il multiplayer, chiuderò lì, cioè voi mi chiedete multiplayer di Warcraft, di Shogun, eccetera. E di Shogun adesso l'ho un attimo messo in sospeso perché ci avevo giocato talmente tanto che ho bisogno un po' di farci una pausa, nel senso che porterò avanti le campagne perché i progetti che ho aperto, quelli comunque che hanno un nesso inizio-fine, e li cercherò di finire il prima possibile, però il multiplayer di Shogun e il multiplayer di Warcraft soprattutto, quello sarà un multiplayer che siccome che io utilizzo solamente una razza sulle 4, l'ho sempre utilizzata solamente quella, e imparare a utilizzare altre in quel gioco lì vuol dire doverci mettere tanto tempo, investire tanto tempo, perché imparare a usare bene una razza per fare dei gameplay decenti ci vuole parecchio e non riesco adesso. Fosse diciamo un canale monotematico su Warcraft e basta, potrebbe essere una buona cosa, ma col fatto che tratto diversi giochi, voi capite che giocarli bene, perfettamente tutti, con tutte le sfaccettature di ogni gioco, comincia a diventare difficile, non ho questa capacità, ecco, quindi non mi sopravvaluto. Per cui il multiplayer di Warcraft adesso, quando mi riprenderà la voglia di giocarci seriamente, mi butterò un po' più sui 3 contro 3, 4 contro 4, negli 1 contro 1 penso che non li metterò più, perché comunque ormai ho messo contro umani, ho messo contro elfi, ho messo contro orchi, non ho messo contro non morti, penso. Però comunque le tattiche poi sono quelle che avete già visto. Mentre invece se cominciamo ad andare nel 3 contro 3, 4 contro 4, allora lì diventa un pochettino più divertente da vedere, perché comunque più le squadre sono grandi e più comunque ci sono diverse sfaccettature da spiegare, da commentare, da vedere anche per voi, è più divertente. Per cui il multiplayer per adesso, finché non mi viene l'ispirazione di ricominciarlo, direi che è abbastanza sospeso. Mentre invece Team Fortress è uguale, adesso quando ci saranno delle cose carine le metterò, però adesso anche lì sto utilizzando 2 classi principalmente, il Pyro e l'ingegnere. È inutile che continuo a mettere altri gameplay di Pyro e ingegnere, perché comunque il modo di giocare mio è quello lì, non è inutile stare a ripetere video su quel modo, cioè sempre uguali. Quindi anche lì metterò solamente cose, siccome che comunque la Valve fa tutti eventi carini, adesso il primo video che metterò di Team Fortress sarà dedicato all'evento di Halloween che hanno appena fatto, un po' in ritardo, però comunque va bene, e quegli eventi lì li metterò perché comunque sono una cosa carina da vedere, perché sono comunque bravi, hanno delle belle trovate, e quindi ve le mostrerò, ve le commenterò a mio modo sempre. E quindi direi che come programmi futuri siamo a posto. Un'altra cosa che comunque ci tengo a dirvi è riferito a YouTube. Adesso YouTube questa cosa la stanno dicendo anche molti YouTubers, quelli più famosi anche, perché è una cosa che è abbastanza fastidiosa. Non so se la stanno risolvendo, se l'hanno già risolta, però non so se la sapete già, soprattutto. Però il discorso è questo: nella sintesi vostra, nella home, diciamo, quando voi entrate nel vostro account di YouTube, avete, diciamo, come sempre, i video caricati, mi piace messi dai YouTubers che seguite, di cui siete iscritti, i video caricati, i commenti, tutto quello che fanno comunque
youtubers a cui voi siete iscritti. Il discorso è che YouTube ha messo questa opzione da poco senza spiegarla, o comunque senza spiegare come funziona, che è il discorso della visualizzazione in sintesi o tutto. Voi in alto, quando voi avete la vostra colonnina, in alto a destra della vostra colonnina c'è una scritta visualizzazione, che se voi la cliccate vi compare sintesi e tutto. Tutto vi mette tutto quello che fanno gli altri youtubers, nel senso, cioè quello che fanno gli youtubers cui siete iscritti, ma tutto quello che fanno, proprio tutto. Lui si setta automaticamente su sintesi. Cosa vuol dire questo? Che YouTube, senza che voi impostiate nulla, secondo il suo ragionamento, penso che sia quel ragionamento stesso con cui vi mette i video correlati ai lati, quindi a seconda di quello che avete visto, a seconda di quello che avete commentato o vi è piaciuto, vi mette quello che secondo lui vi può interessare. Questo cosa comporta? Comporta che comunque molti video caricati cioè molti video caricati nuovi vengono omessi e non vengono messi nella vostra home, quindi facendoveli perdere. La cortesia che vi chiedo, siccome che magari molti dei miei video potrebbero essere tra questi che non vengono messi nella vostra home, è quando entrate di avere lo sbattimento di cliccare su visualizzazioni e su visualizzazione e mettere tutto, in modo tale che potete vedere i miei video nuovi che ho appena caricato, o anche video nuovi di altri youtubers a cui siete iscritti, cioè, quindi non solo miei. È una cosa che vi consiglio di fare se ci tenete ai canali a cui siete iscritti, perché sennò ve ne vedete la metà dei video che escono. Io potrei fare qualcosa per quanto riguarda questa cosa qui, nel senso che se io metto il mi piace ai miei stessi video ritornerebbero visibili, però uno li metto, metto il caricamento programmato e due, io metto il mi piace solamente al mio stesso video, perché la trovo una cazzata mettere mi piace al mio video, come se dico una cosa come mi batto le mani da solo. Ma lo faccio solamente quando magari sbaglio a mettere la programmazione, la metto in orario indicibile che la gente non lo vede, poi io quando arrivo un orario tipo le 4:30, 5, 6 del pomeriggio, dove comunque la maggior parte della gente magari è davanti al computer ed è su YouTube, gli metto il mi piace per farlo ritornare nei feed, insomma, quindi era una cosa che facevo. Farò così anche qua, però aiutatemi mettendo visualizzazione e tutto e non sintesi, perché è una cazzata che sta facendo YouTube che spero che la risolvano, perlomeno che la rendano settabile, nel senso che comunque uno setta delle preferenze e poi così almeno i video, la sintesi se la fa uno da solo, non la decide YouTube. Ecco, tutto qua. Prima di salutarvi, Piederoli, vi ricordo che comunque di continuare a consultare la mia mappa canale, che mi sono fatto un bel culo per farla, per cui magari utilizzatela, che è anche più comodo magari per vedere tutto quello che faccio. Adesso la terrò più aggiornata, gli mancano delle playlist e anche le recensioni poi che farò nuove dei giochi, perché ovviamente farò recensioni di giochi nuovi che vorrò fare e ovviamente farò anche recensioni di giochi che ho già trattato. E andranno messe nelle playlist, quelle saranno cose, non ho detto prima, non andrà in quella rubrica mia personale, ma andrà nelle playlist annesse appunto a cosa riguarda quel gioco lì. Per cui niente, vi ricordo la mia pagina di Facebook, che adesso sarà battenti anche quella, diventerà più, adesso troverete sempre il link sotto i video. E basta, direi che per questo vlog, diciamo, chiamiamolo vlog come lo chiamano tutti, ho detto tutto. Vi ringrazio per l'attenzione, continuate a seguirmi che comunque ritornerà attivo al 100% questo canale, e vi ringrazio per l'attenzione. Ci vediamo sui campi di battaglia. Ciao a tutti, Piederoli.